mare. Devi completare prima il mio percorso ostacoli. Due amici, Crazy, Foxy. Questo era un po' fatto male, Foxy. Un percorso ad ostacoli con migliaia di insidie e cose pericolose. Chi sarà il vincitore? Ma soprattutto, chi si aggiudicherà i 100 euro? Siete pronti a iniziare? Ci sono pure io, ci sono pure io. No, tu non giochi, Carlotta. Sì, io gioco. No, tu non puoi fare il percorso ostacoli. Va bene. Carlotta. Va bene, può andare. Allora siete pronti, ciurma? Sì, signor Matto! Non siete stati convincenti! Sì, signor Matto! Questo è il punto d'inizio, il tappeto rosso! Da qui, ragazzi, c'è un semplice percorso ostacoli. Bisogna andare qui, mai toccare terra, perché chi tocca terra perderà la sfida. Qui bisogna saltare. Questi cosi, ragazzi, fanno veramente male, fidatevi di me. Soprattutto a piedi scalzi. Bisogna girare dietro il tavolo, mai toccare terra. Bisogna andare qua. Questo qui, ragazzi, questo qui è tremendo perché è spinato e fa malissimo. E qui viene veramente l'inferno. Bisogna andare con la punta dei piedi in questo modo, così. No, è impossibile, ragazzi. E in teoria dovrei riniziare il percorso. Abbiamo solo 3 possibilità. Qua viene la parte bella. Bisogna mettersi qua e jumpare sul letto in questo modo. Aia, è duro sotto. Mannaggia il divano di Foxy. Qui bisogna scendere e troveremo degli anelli. Gli anelli vanno lanciati su quel cosa, sperando di centrarli. Non proprio così. Qui bisogna passarci all'interno, ragazzi. Sì, è dura. Una volta arrivato qui bisogna fare così e poi saltare qui. Non proprio così. Questa qui sarà messa qui, ragazzi. E non dovremo toccare il pavimento. Dovremmo fare così e finire direttamente qui, andando a finire all'interno. E sopra troverete i soldi per la vittoria. Siete pronti? Il primo a iniziare sarà Foxy, Carlotta. Sei pronto? Una volta che metterai il tuo piede l'hai già messo il tuo piede là. Vabbè, sei pronto? 3, 2, 1. Avviato il timer, è partito. Aspetta, è partito. Ho perso. Foxy, ricordati che hai ancora 2 possibilità. Via. Vado! Foxy sta andando, ragazzi! Oh cavolo! Vai! Vediamo se lo centra! Vado! Sto per tirare il tiro a segno! Alla piantato! Vado! Ok! Aiuto! Foxy, vai che ce la fai! Forza! Sto facendo! Sei 1 minuto e 23! Non posso toccare! 1 minuto e 45! Oh cavolo, è difficile! 1 minuto e 45, vai Foxy! Ok, Foxy, adesso c'è il salto della morra! Vai! Vado! Calma! A me è sembrato che ha toccato per terra. No, non è vero, non ho toccato per terra! Altro salto, vai! Ok. Sei a 3 minuti, dai, smuoviti. Palla! Ok, piano. Ok. Posso prendere i miei soldi? No, non puoi prendere i tuoi soldi. Guai a te, devi entrare dentro, se no hai perso. Il timer sta ancora correndo, 3 minuti e 24. Stai entrando, ce la sta facendo. Vai, dentro. Vai, stop. Mi soldi! Non toccare i soldi. Comunque, 3 minuti e 35. Adesso tocca al matto. Perché tocca a me? Veramente prima le donne, no? No, vai prima tu. Ok, piccola guastafesta, inizio io. Pronto? Via! È partito, ragazzi. Ok, devo stare piano, devo stare calmo. Ok, vado. Ragazzi, no, arriva la morra. È spinoso,
ok. Ok. Aia, che dolore. Ok, ok. Ci sono. Aia, che dolore. Dai, mancano 1 minuto e 40. Muoviti. Mi sto muovendo. Ok. È il momento dei nostri cerchi. Sarà difficile. Ce la posso fare? No. Ok, ci riprovo. Sì! Let's go! Andiamo. Vado. Ok. Piano. Ok, ce la devo fare. Ok. Oh. Non devo toccare per terra, ragazzi. No. C'è un problema, Foxy. Non stai più proseguendo. Vai che la perdi. Che perdo. Ok. Comunque sto camminando sulle cose, quindi non sto toccando per terra. Ok, ci sono. Adesso è il momento del mega salto. Ah, vabbè, grazie. Me l'ha spostato Foxy. Ehi, non vale! Mi tocca saltare! Ok, è il momento della palla. Non tradirmi, palla. Ti prego, ok? Ci sono e... Ok, adesso tocca solo mettermi dentro questo coso. No, questi sono miei. Era un pazzo! Veloce! Vai dentro! Dai, Matt, siamo a 2 minuti e 10. Ci siamo! Non riesco a entrare. Ok, sono dentro! Stop, Carlotta! Stoppato. E quanto ho fatto, Carlotta? Crazy, hai fatto 2 minuti e 24. Sì! Ho superato il mio amico Foxy! Non è giusto! Non lamentarti, Foxy! Mannaggia, stai zitto, ok? Tocca a te! Sei pronta, Carlotta? Sì, sono pronta. E via! Sta andando, ragazzi! Carlotta, la piccola Carlotta ce la farà, ci batterà tutti! No, io ci sto, lei non li deve vincere! Oh, sta andando? Oh! Ma guardate Carlotta come sta andando! Vai, Carlotta, brava! Continua, Carlotta! Ci sei? Vediamo! Oh! No, hai fallito. No, non ci siamo, Carlotta. Concentrati, vai. Bravissima. Forza, Carlotta, vai. Ho avuto una genialata, dato che Foxy è sul divano e non mi sente. Che ne dite di stoppare il timer, così Carlotta fa meno tempo di Foxy. Vai, Carlotta, vai. Si salta, sta passando il tempo. Dai, forza, brava. Forza, Carlotta. Andiamo di nuovo, vai. Ok, ce la puoi fare. Oh, guarda che furba lei. Ce l'ha fatta. Quindi ho vinto. Ragazzi, stoppando, diciamo che ha fatto meno tempo di tutti. Non me ne sono accorto. Cosa? Carlotta ha vinto! No, io i soldi a lei non glieli do! Foxy si ha vinto, non so come è successo, ma ha vinto! No, annulliamo questa sfida! No, ferma, Carlotta, ferma. Non ti preoccupare, i giocattoli te li compro io. Chi c'è? Oh, chi c'è? Sono i miei soldi! Oh! Sono miei soldi, ragazzi! Ho fatto il minor tempo! No, ho fatto io il miglior tempo! Il miglior tempo l'ho fatto io. Vi sto dicendo che il miglior tempo l'ho fatto io! I soldi sono miei! Non sono niente! Ho detto non toccare i soldi sono miei! Ti ho detto che sono miei! Sì, mi stai dicendo questo, eh? Mi stai dicendo questo? Allora chi vince, Chi vince? Non l'hai vinto così facilmente! I soldi sono miei. Che rotte. Scrivete chi secondo voi ha vinto nei commenti, raga. Per me ho vinto io.